La strage di Santo Stefano di Cadore, in un video al vaglio dei carabinieri la folle corsa dell'Audi in centro al paese, poi lo schianto e le grida. L'auto condotta dalla 32enne tedesca procedeva ad almeno 70 km all'ora. La donna avrebbe violentemente litigato con una persona poco prima dell'incidente, poi sarebbe ripartita sgommando. Si fa avanti l'ipotesi che abbia investito la famiglia di Favaro per sfogare la rabbia. Triste record per la marca trevigiana, quello degli investimenti mortali sulle strade. Oggi intanto traffico da bollino rosso sulle principali arterie. Resta critica la situazione su A4 e Treviso Mare. Sicurezza e viabilità da Vidori. I sindaci sono preoccupati per il velo di silenzio calato sul progetto del nuovo ponte sul Piave. Messaggio chiaro a Ministero e Regione. Infilzato da una lamiera staccatasi da un camion a Barcellona, Villorba nel pomeriggio all'addio allo sfortunato 23enne di origini albanesi, vittima dell'assurdo incidente la scorsa settimana. Prima uscita pubblica dopo la rinuncia alla sfida congressuale a Zero Branco, il leghista Roberto Mercato fa sapere che solo a settembre deciderà sul suo futuro nel partito. Intanto pieno appoggio al dimissionario Stefano Marconna. Al santuario di Vidor l'inaugurazione ufficiale del cammino delle colline del Prosecco, 51 km dal Piave al Cansiglio, per un territorio che oltre al vino sta già investendo sul turismo. Appuntamento da non perdere, quello di stasera in Piazza dei Signori a Treviso. Torna nel salotto della città la storia delle comunità attraverso la musica e i balli del folklore. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca ancora una volta in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, in particolare un triste primato per il territorio della Marca, quello degli investimenti mortali sulle strade. La strage di Santo Stefano di Cadore, di cui vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso di questo telegiornale nella pagina di Belluno. Questa strage squarcia il velo su un vero e proprio fenomeno. Oggi intanto traffico da bollino rosso sulle principali arterie, sorvegliate speciale come sempre, più di sempre, la Treviso Mare e la 4, soprattutto il tratto maledetto. Sono 85 i pedoni falciati uccisi sulle strade della Marca in meno di 10 anni, quasi il 16% di tutti i sinistri mortali, un dato che pone il territorio al primo posto a livello nazionale, come rilevato dal centro di monitoraggio della provincia e dalla Polstrada. Maglia nera senza se e senza ma, quella degli investimenti fatali, se si pensa che il numero trevigiano è 3-4 volte superiore alla media italiana, con picchi fino a 12-13 vittime all'anno. Dopo la strage di Santo Stefano di Cadore, con la famiglia veneziana distrutta dall'auto condotta da una 32enne tedesca, la questione diventa centrale in un'estate che è già di massima allerta, con il primo weekend da bollino rosso. Per quanto riguarda il Veneto, sicuramente la zona dei laghi e la tratta che porta al mare ed in Slovenia e in Croazia, mentre sulla viabilità ordinaria cito la strada regionale 89, la Treviso Mare, ma anche le altre. Già la Treviso Mare, che resta sorvegliata speciale, teatro poco meno di un mese fa di una strage costata la vita a 3 persone all'altezza di Roncade. Qui il rischio, spiega sempre la Polstrada, si moltiplica all'alba. E c'è poi il tratto maledetto della 4. Tra i coni di bottiglia c'è il nodo di Cessalto, a monitorare i pesanti flussi anche il sindaco. Che in questo punto, come ricordo sempre, c'è quella strettoia che porta dalle 3 corsie alle 2 corsie, unisce ancora di più il rischio di un possibile incidente. In più ci sono tutte le attività dovute all'allargamento della corsia, alla ricostruzione dei ponti, che anche fuori ci stanno creando delle difficoltà. Dispiegamento massiccio per la Polstrada. Sul campo, assicurano dalla centrale operativa, ci sono ora più uomini. È stato previsto un piano di potenziamento delle pattuglie sia sulla viabilità autostradale che sulla viabilità ordinaria. Abbiamo l'impiego di pattuglie motomontate per avere un intervento ancora più agevole. Abbiamo anche pattuglie che sono dedicate ad servizi specifici, come può essere il contrasto degli eccessi di velocità e quindi l'utilizzo delle apparecchiature speciali in uso alla polizia stradale, ma anche pattuglie in borghese per rendere più sicure le strade, le aree di servizio. A fare la differenza però restano soprattutto gli atteggiamenti. A ribadirlo è anche Alain Fragasso, papà di Jessica, uccisa a gennaio 2022 sulla 28 con la cugina Sara, travolte dall'auto di un bulgaro. Bene la riforma del codice della strada, dice Fragasso, che lancia un messaggio. L'unica cosa che posso dire è che bisogna essere concentrati alla guida, cercare di non essere incoscienti e non correre.
finché non succede alle persone, finché non ti succede a te, non capirai mai. Quindi bisogna andare piano, piano, piano. E vi devo dare un aggiornamento proprio di questi minuti, un'ultima ora, me la riferisce Nicola Zanetti dalla redazione. Andiamo a San Zenone degli Ezzelini, alle 18:40 un'auto si è ribaltata in maniera del tutto autonoma in via San Daniele. C'è un giovane gravissimo portato in pronto soccorso, è stato trasportato con l'elicottero di Treviso Emergenza. Si trovava al volante di questa automobile che si è ribaltata per l'appunto autonomamente. Così dunque a San Zenone degli Ezzelini tutti gli aggiornamenti nel corso di questa edizione. E a proposito di sicurezza stradale, dopo il servizio sulla pericolosità della strada di Zero Branco, alla nostra redazione continuano ad arrivare segnalazioni da parte di cittadini che denunciano la mancanza di sicurezza. Siamo stati a Villorba in via Codette, i residenti sono davvero esasperati. Una macchina che veniva da giù doveva buttarsi dentro e gli ha sfasciato la macchina. Però se uno rallenta, non rallentano. Auto che sfrecciano, clacson che suonano per segnalare l'arrivo ai veicoli che circolano in senso opposto. Camionisti che chiedono ai residenti di aprire i cancelli delle abitazioni per riuscire a passare quando i due automezzi si incrociano. Situazione non più sostenibile per i residenti di via Codette, strada secondaria che dall'Ancenigo di Villorba porta verso Pezzan di Carbonera. Nonostante il limite dei 50 orari, se potete verificare, guardate, è una cosa enorme. Una strada pericolosa, stretta e piena di curve, ma che non scoraggia gli automobilisti a premere sull'acceleratore nonostante il limite di 50 all'ora. Una strada che vieta il transito agli automezzi, ma che durante i giorni feriali passano lo stesso. Segnalazioni che i residenti hanno già fatto al comune. Mi hanno detto che purtroppo anche i camion, i tir, preferiscono pagare la multa qualche volta ed evitare tutto il giro largo per andare in autostrada. Diversi anni fa ho fatto mettere dissuasore e c'è qualcuno che le ha fatto togliere, perché questa è una strada impraticabile. Nelle ore di punta dei giorni feriali, dalle 7 di mattina alle 9 e la sera dalle 16 alle 18, la strada si riempie di traffico, minando la sicurezza dei residenti che abitano nelle case che si affacciano su via Codette. L'altro giorno stavo qui tagliando la siepe, una macchina mi ha preso il sedere e c'era il segnale in fondo, il giallo, là, i triangoli. Un appello che i residenti lanciano attraverso i nostri microfoni nell'attesa che l'amministrazione si occupi di mettere in sicurezza la via. E mi dispiace, ma io vado avanti. Sicurezza e viabilità, i temi sono ovviamente collegati. Da Vidori i sindaci sono preoccupati per il velo di silenzio che è calato sul ponte di Vidoro, un'opera strategica per tutto il territorio, e lanciano un messaggio preciso a Ministero e Regione. Il Ministro ne è a conoscenza e attendiamo una sua risposta eventualmente. Come dire, meglio che faccia prima il ponte di Vidore che quello di Messina? Beh, per quello che mi riguarda sì, senz'altro. Prima Vidore, poi Messina. Messaggio chiaro dai sindaci del quartiere del Piave e della Val Cavasia al ministro Salvini per una nuova struttura che ha già un progetto e un preventivo di spesa fissato intorno agli 80 milioni di euro. Ministro che peraltro ad aprile scorso, nel corso dell'inaugurazione del raccordo della Pedemontana con la A27, aveva garantito massima attenzione, che però secondo i sindaci si sta lentamente affievolendo, e non solo a Roma, ma anche a Venezia. Perché voi siete un po' preoccupati perché dopo la scomparsa di Vernizzi pare che sia bloccato tutto. È commiabile che ci sia stato questo periodo di pausa, diciamo, perché insomma con tutto il rispetto, però adesso dovremo capire appunto a che punto siamo. Perché intanto sarebbe in ulteriore crescita il traffico contato in oltre 24.000 mezzi ogni giorno attraverso una struttura datata che, se venisse giudicata non più adatta a questa mole di traffico, porterebbe al collasso l'intera viabilità dell'Alta Marca. Ecco perché, anche fossero 100 milioni da trovare per realizzare il progetto, i sindaci non si tirano indietro, anzi sono già a chiedere conto alla Regione. Questa settimana entrante, mercoledì giorno 11, abbiamo un incontro presso Veneto Strade. I sindaci comunque abbiamo richiesto noi questo incontro per capire lo stato di fatto del progetto, come sta procedendo.
E si sono tenuti oggi pomeriggio nella chiesa di Fontane i funerali di Claudio Mirasci, il 23enne rimasto vittima di un assurdo incidente la settimana scorsa a Barcellona. Fontane si ferma in silenzio a guardare i palloncini bianchi che amici e parenti hanno lasciato liberi nel cielo blu di un caldo pomeriggio di luglio, fatti volare per salutare Claudio Mirasci. Una lamiera che improvvisamente si stacca da un camion e sfonda il parabrezza dell'auto di Claudio, trafiggendolo alla gola. Così è morto lo sfortunato 23enne a Barcellona. Una fine tanto assurda da lasciare sconvolti chi gli voleva bene. Siamo ancora increduli a chiederci il perché. L'unica risposta che ci siamo dati è che Dio ti voleva per sé. Sono le parole che la sorella di Claudio ha pronunciato all'inizio della cerimonia funebre, la vita di un giovane uomo stroncata dalla sorte. Claudio era molto conosciuto a Villorba. Aveva frequentato l'Istituto Giorgi di Treviso e, finiti gli studi, ha dedicato la vita al calcio, sua grande passione. Aveva giocato nel Villorba, nel Treviso e nel Chievo, fino a quando un grave infortunio l'aveva costretto ad abbandonare il sogno di una carriera nel mondo del pallone. Non ci sono parole. Il dolore parla più forte a volte e c'è solo il silenzio. Il silenzio di fronte a una giovane vita che amava la vita, amava e ama la sua famiglia. Nel ricordo di Don Roberto anche il riferimento alle origini albanesi del ragazzo. Una comunità, quella albanese, che ha riempito la chiesa di Fontane, che si è stretta al dolore della famiglia e degli amici. C'è bisogno di tessere relazioni, di vivere relazioni profonde. E allora sì, si vive il dolore, ma lo si vive insieme. Si vive la fatica, ma insieme. E quindi continuate a vivere, a manifestare. Questo significa prendersi cura del fratello, prendersi cura di chi in questo momento sta a fianco, di chi è provato dalla vita, affinché si senta sempre sostenuto. La stessa comunità che oggi si è riunita attorno ai familiari e ai tanti amici di Claudio che l'hanno lasciato andare, accompagnandolo con un applauso commosso. Voltiamo decisamente pagina, i temi dell'attualità, l'urbanistica. Nella Marca, dice la Confartigianato, ci sono ancora troppi capannoni dismessi, una vera e propria bomba non solo ambientale ma anche sociale. Ogni 10 capannoni nella Marca, uno è dismesso, un problema ambientale, paesaggistico, strutturale. Questo è il dato di partenza del nuovo studio della Confartigianato, che fotografa un territorio dove il consumo di suolo resta un fenomeno grave, nonostante sia gradualmente in diminuzione da 7 anni a questa parte, ovvero dal 2016. La percentuale 16,7 colloca Treviso al secondo posto in regione dopo Padova. Per intendersi, a livello nazionale il consumo di suolo è poco sopra il 7%, meno di 12 se si guarda il Veneto nella sua interezza. A preoccupare in particolare gli artigiani trevigiani sono quei 670 capannoni inutilizzati che si trovano fuori dalle aree produttive, delle vere e proprie bombe di degrado da riconvertire nel più breve tempo possibile. Per Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, serve un cambio di passo per evitare di trovarsi in un prossimo futuro con aree urbane fatiscenti e degradate. Le soluzioni chieste a Regione e Governo sono principalmente due: agevolarne l'abbattimento applicando i crediti edilizi o trasformarli in studentati, asili, luoghi sociali. Rigenerazione sembra la parola d'ordine anche all'indomani del nuovo fronte politico aperto dal sindaco di Treviso Mario Conte sulla necessità di un nuovo grande piano casa nazionale, proposta che la Regione è pronta a sostenere. Ma noi ci siamo, condividiamo la sfida del sindaco Conte, ci siamo rispetto all'ospitalità, coscienti del fatto che comunque questa è una delle emergenze sociali. La politica oggi a Zero Branco, questa mattina la prima uscita ufficiale dopo tanto tempo, dopo un periodo di silenzio dell'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che intervistato da Lina Paronetto ha detto delle cose molto interessanti e ha fatto riferimento anche al sindaco dimissionario di Castelfranco Veneto Stefano Marconna. Sentite le parole di Marcato. Ha preso una decisione? No, assolutamente no. Io
sono in una fase di riflessione profonda. Per il momento credo anche nel rispetto poi delle istituzioni, questa pausa riflessiva continua. Mentre il neoeletto segretario veneto della Lega, Alberto Stefani, invia ai militanti una lettera in cui invita tutti, qualunque ruolo rivestano, a lavorare per raggiungere gli obiettivi che il Carroccio si prefigge nel territorio, mettendo da parte le beghe interne al partito, Roberto Marcato ritorna a parlare del suo futuro politico nella prima uscita pubblica dopo la sofferta conferenza stampa in cui aveva annunciato 2 settimane fa il ritiro dalla sfida congressuale. Fino a settembre, ci dice, non parlo, prendendosi così l'estate per lasciar decantare le tensioni degli ultimi mesi e decidere se rimanere o meno all'interno di un partito con il quale fatica ormai a riconoscersi. Fin qui quello che riguarda lui direttamente, ma da leghista di prima linea esprime il suo sostegno al sindaco dimissionario di Castelfranco Stefano Marcon, dandogli di fatto ragione, e questo finora non lo aveva apertamente fatto ancora nessuno. Marcon ha scritto tutto quello che doveva scrivere, ha detto tutto quello che doveva dire in quel post famoso attraverso il quale lui ha annunciato le dimissioni. Credo che non ci sia né da interpretare né da aggiungere nulla, è stato chiarissimo, perentorio, come poi nel suo stile. È un uomo pratico, è un amico, una persona per bene, credo non sia da aggiungere nulla, tutto quello che doveva dire l'ha detto in maniera chiara. E lei lo sottoscrive? Io ho troppo rispetto per Marcon, per i cittadini di Castelfranco, io lo rispetto e non aggiungo nulla. Già Stefano Marcon, che entro breve, nei prossimi giorni, a strettissimo giro di posta, dovrà sciogliere le riserve, deve di fatto decidere se ritirare o meno le dimissioni a norma di legge. Intanto però a Castelfranco il clima è tesissimo anche all'interno delle forze di maggioranza. Da Fratelli d'Italia un messaggio proprio a Marcon, a formularlo è il coordinatore provinciale del partito meloniano Giuseppe Montuori. Il messaggio è assolutamente quello di ritirare le dimissioni, perché Castelfranco ha bisogno di un sindaco e ha bisogno quanto prima di tornare ad essere amministrata con persone nel pieno delle proprie funzioni. Quindi noi questo posso dire all'amico Stefano. Un messaggio tutt'altro che in bottiglia, quello di Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Stefano Marcon, quando manca una manciata di giorni al termine ultimo possibile per ritirare le dimissioni da sindaco di Castelfranco, ma quello del numero 1 dei meloniani non è un appello incondizionato, anzi Montuori entra nel merito del contendere, ovvero i rapporti deteriorati, per non dire esacerbati, tra Marcon e i 3 consiglieri leghisti dissidenti. Al netto del fatto che è una questione più interna alla Lega che nostra, però credo che queste persone in Consiglio Comunale si siano sempre espresse a favore dell'amministrazione, quindi non vedo dubbi su quello, come abbiamo fatto altresì noi di Fratelli d'Italia. La compagine è quella che è stata votata dagli elettori, che hanno votato anche dei simboli di partito, non dimentichiamocelo, non hanno votato delle liste civiche, hanno votato simboli di partito e persone che poi sono state elette per adempiere al loro mandato elettorale, anche sulla base di un programma che era quello del centrodestra. Altre maggioranze quindi non paiono possibili. Il riferimento va alle aperture fatte allo stesso Marcon dal gruppo di opposizione Punto d'incontro vicino a Carlo Calenda. Il punto di caduta è squisitamente politico. Se poi dovessimo rilevare che qualcuno ritiene che questo programma è interessante anche per loro e che non è stato eletto nel centrodestra ma che volesse votare istanze opposizione del centrodestra, ben venga, non è mai sbagliato allargare la maggioranza. Diverso è eventualmente usare soggetti terzi per fare da stampella ad un'amministrazione che potrebbe serenamente stare in piedi sulla base della compagine che è quella che è stata eletta nel 2020. Resta il fatto che a Castelfranco il tempo stringe, più passano i giorni più sarà difficile nel caso di rottura capire chi rimarrà con il cerino in mano. Usa un'altra immagine la vice sindaca Marica Galante a margine di una conferenza stampa di presentazione di un musical. Guardi, io chiudo e sto in tema con questa grandissima musica che stiamo vivendo in questi giorni, importantissima a maggior ragione per la nostra città, e quindi chiudo con una battuta: chi fermerà la musica?
Restiamo con questo interrogativo e andiamo a Vidor per l'inaugurazione ufficiale del Cammino delle Colline del Prosecco, 51 km dal Piave al Cansiglio, per un territorio che oltre al vino sta già investendo, come ci racconta il nostro Lucio Zanato, sul turismo. 3, 2, 1, via! Farfalle al posto del classico taglio del nastro per l'inaugurazione del Cammino delle Colline del Prosecco. 4 tappe per un totale di 51 km che partono da Vidor per raggiungere Vittorio Veneto percorrendo tutta l'Alta Marca Trevigiana. E chi pensa ad una passeggiata è già fuori sentiero. 4 tappe, 4 giornate da 12 km ciascuna. Verrebbe da dire pochi chilometri, perché chi fa i grandi cammini ne fa anche 30 al giorno. C'è una piccola differenza, 2265 metri è un dislivello che è più da ultra trail, più da cammino dolomitico che da cammino di collina. Quindi diciamo che l'invito è quello di attrezzarsi, non andare in ciabattine. Assolutamente, passo sicuro, preparazione atletica e scarponi. Niente bicicletta o altro mezzo che non siano le proprie gambe, che porteranno cittadini e turisti in luoghi unici come il panorama dalla cima del Monte Baldo, oggi fatta vedere nei collegamenti Instagram degli influencer capitanati da Canal il Canal nel corso della presentazione del percorso sulla collina del santuario di Vidor. E raccontateci un po' qualcosa di questo luogo. 3 anni per completare il percorso con tabelle, cartelle, timbri, ma anche responsabili logistici delle diverse tratte e tutto il supporto internet per far diventare il percorso delle colline del Prosecco un cammino turisticamente attrattivo come lo Spagnolo di Santiago di Compostela. E non a caso il prossimo obiettivo è strutturare tutta la zona per l'accoglienza diffusa. Abbiamo iniziato 2 anni fa la mappatura di tutti gli edifici rurali che sono presenti sul territorio nei vari comuni, proprio con l'obiettivo di pensare a riqualificarli, magari anche con poi una destinazione di accoglienza che sarebbe il perfetto connubio tra quella che è l'attività vitivinicola, quindi degli agricoltori, dei ristoratori, degli agrituristi, con quella che invece è l'accoglienza che è tipica del Veneto. Ci sono opportunità economiche per chi vorrebbe ristrutturare? Sì, ci sono tante opportunità, soprattutto oggi con l'avvento del PNRR. Ricordo l'anno scorso l'apertura del bando proprio sugli edifici rurali. Io credo che la Regione debba veramente investire ancora su quel bando perché c'è stato tantissimo interesse e può consentire proprio a una zona di valore come questa di investire sulle ristrutturazioni. Ritorniamo a Castelfranco Veneto per la musica, quella vera, domani sera grande spettacolo, si chiama Music Hall. È uno spettacolo unico, è la prima versione con questa grande orchestra. Con l'Orchestra Ritmo Sinfonica Italiana diretta dal maestro Basso, i 4 protagonisti della celebre opera firmata da Riccardo Cocciante daranno il via a Musical, uno spettacolo che raccoglie il meglio del musical, del pop italiano internazionale e delle colonne sonore più belle di tutti i tempi. È un racconto di 20 anni e più della nostra vita insieme, è sul palcoscenico e fuori dal palcoscenico. Belle canzoni, quelle di sempre, quelle che non muoiono mai, le sempreverdi cosiddette, ma anche aneddoti e storie simpatiche per intrattenere il pubblico e aiutarli a passare una serata divertente ma all'insegna dell'estate. Uno spettacolo che racconta i 20 anni d'amicizia tra i protagonisti. Entusiasmo, semplicità, voglia di divertirci, insomma anche con qualche momento di riflessione che non fa mai male. Questo sarà musical proprio music hall, nel senso che dicevo musica senza confini, in questo senso perché spaziamo tra generi. Spettacolo con imprevisto, non sarà presente infatti Vittorio Matteucci, al suo posto però Leonardo Di Minno e Ilaria Mongiovi, anche loro protagonisti della grande carovana di Notre Dame. 4 artisti che spazieranno dalla musica, dal musical alla musica pop italiana, insomma sarà una serata particolare. La grande orchestra in Piazza Giorgione, quindi questo è domani sera a Castelfranco Veneto. E stasera a Treviso, in Piazza dei Signori, musica e non solo. Sonorità e danze dall'Armenia fin sulle sponde del Sile ieri sera a Quinto. Suoni e balli della 14ª edizione di Sile Folk, che porta nella Marca la storia e i riti di comunità lontanissime dalle nostre in un confronto culturale che da sempre unisce e non divide i popoli. Ed è partita da questa considerazione l'esperienza della pastoria del Borgo Furo e del fondatore Gianni Marini, che anche quest'anno con la moglie Anna raccoglie i frutti di queste contaminazioni tra gesti, suoni e passi di danza.
Uno spettacolo seguito da tanta gente ieri sera sulla riva del laghetto di Quinto e che stasera riporterà il folklore in Piazza dei Signori a Treviso. Vedremo questo gruppo dell'Armenia che porta queste tradizioni arabe, che è una meraviglia, sono strumenti diciamo, originali arabi, e dopo porteremo questo gruppo siciliano, il gruppo da Marsala, che canta, baia, sentirete delle melodie proprio con quel sole della Sicilia. E dopo porteremo questo gruppo messicano che per chi che viene a vedere, che sarà anche una sorpresa, gli farà una danza dei Maya. Poi ci sarà pure qualcosa di trevigiano. No, altri po', versiamo a serata e faremo Dubai, uno della poi a Mera, che sarebbe a rievocazione, se vi ricordate quando che era in piazza Burcherati, che era il mercato del Poame. E dopo un altro che è quello del pan, che vogliamo portarlo questo anno come tradizione nostra. Andiamo adesso a Belluno. Inevitabile partire dalla strage di Santo Stefano di Cadore. Ci sono degli aggiornamenti, dei dettagli anche inquietanti se confermati. In un video acquisito dai carabinieri, la corsa dell'Audi in centro al paese e il rumore dello schianto. Ha costato la vita, come sapete, a papà, un figlioletto di non ancora 2 anni, e alla nonna. Il rumore che anticipa il passaggio dell'Audi ad alta velocità. Qualche istante dopo lo schianto e le urla di vittime e testimoni. Nel filmato registrato da una telecamera di sorveglianza gli istanti della strage di via Udine. Dopo che l'auto sfreccia in centro a Santo Stefano di fronte all'occhio elettronico, trascorrono 3-4 secondi, quelli che separano la vita dalla morte. Al volante c'è la 32enne tedesca Angelica Utter. A terra rimangono Marco Antoniello, il figlioletto Mattia, 2 anni appena, e la nonna Maria Grazia Zuin. Di professione media designer, residente a Deggendorf in Baviera, poco lontano da Ratisbona, ma di fatto senza alloggio in Italia, visti abiti, cibo e coperte rinvenuti in auto, la giovane donna, stando al video acquisito dai carabinieri di Belluno da un'auto officina del posto, viaggiava ad almeno 70 km/h in un tratto in cui il limite è di 50. Un'elevata velocità, visto il posto, che potrebbe non essere casuale. Si fa strada all'inquietante ipotesi che l'automobilista possa aver investito volontariamente la famiglia di Favaro Veneto. Gli investigatori hanno verbalizzato una testimonianza secondo cui poco prima dell'incidente la donna aveva litigato furiosamente con una persona, poi era salita in macchina ed era ripartita sgommando, cercando forse di riversare la sua rabbia incontrollata su delle vittime innocenti. Anche ai nostri microfoni era stata riferita questa circostanza. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Ad avvalorare l'ipotesi del gesto volontario, l'assenza di segni di frenata sull'asfalto e l'improvvisa sbandata in un tratto rettilineo, come se Marco, Mattia e Maria Grazia siano stati il casuale obiettivo di una volontà di uccidere che potrebbe aggravare l'accusa formulata nei suoi confronti. Accusa, quella di triplice omicidio stradale, che in questo momento non garantisce la possibilità di trattenere in cella la 32enne, non essendo aggravato dall'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Il timore della procura di Belluno è che Angelica, una volta in libertà, possa ritornare in Germania sfuggendo alla giustizia italiana. Intanto Angelica Utter dovrà comparire lunedì davanti al GIP di Belluno per l'udienza di convalida. Non ci sono aggravanti, chiederemo che venga rimessa in libertà, dice il suo legale, il difensore Giuseppe Triolo. Piange, non si capacita di come possa essere accaduto. Così Triolo. La ragazza è molto provata, ha subito questo che è uno shock, indubbiamente è uno shock, è una disgrazia prima di tutto per la famiglia
delle vittime, però anche la ragazza è indubbiamente chiusa nel suo dolore, non si riesce a instaurare un dialogo perché capisce sostanzialmente la gravità di quello che è successo e ha il peso evidentemente di queste 3 vite. Lei riesce a spiegarsi come sia successo, come sia potuto accadere? No, lei ha rimosso, non si ricorda assolutamente nulla, non ha il ricordo di niente di quello che si è verificato, e nel momento in cui le si parla di questo l'unica reazione che ha è mettersi a piangere. Per parlare con lei ho dovuto usufruire di una interprete e conseguenzialmente si è cercato sostanzialmente anche di spiegarle, anche se in questo momento probabilmente il dolore è talmente forte e non capisce neanche, evidentemente non vuole probabilmente neanche capire nulla riguardo al processo, ai meccanismi, a tutte queste situazioni rispetto alle quali lei continua a dire sono in un baratro. È come se non riuscisse a vedere evidentemente un futuro o qualsiasi altra cosa. Da parte nostra chiederemo la rimessione in libertà, il fatto che non venga applicata una misura, il fatto che siano venute meno le aggravanti e che conseguenzialmente non ci troviamo in una situazione in cui una persona si sia messa consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza oppure dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti oppure anche solo per gioco o filmando o qualsiasi altra cosa. Io penso che sia fondamentale e determinante per comprendere la situazione. Poi è chiaro che evidentemente anche gli accertamenti che verranno effettuati da parte delle forze dell'ordine in ordine alla dinamica, a come si è verificata, evidentemente hanno una rilevanza. Così il legale di Angelica Hutter, Giuseppe Triolo, nell'intervista raccolta da Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi. Intanto a Favaro Veneto sono rientrati i familiari delle vittime dell'incidente. Per volontà delle famiglie si terrà un unico funerale per tutti e 3 a metà della prossima settimana. Le salme delle 3 vittime innocenti sono sotto sequestro e quindi poi una volta che ci sarà il via libera da parte della magistratura verranno prese le decisioni successive. Dovrebbe già avvenire lunedì questo via libera? Sì, in teoria dovrebbe avvenire lunedì, però poi non lo sappiamo di fatto. E poi una volta che ci sarà appunto l'autorizzazione da parte della magistratura si procederà con le procedure per i funerali, individuando anche un luogo, perché da quanto appunto abbiamo appreso i familiari pensavano di fare un unico funerale per tutti e 3. Passato lo shock delle ore seguenti l'incidente, il dolore per la tragedia di Santo Stefano di Cadore è forse ancora più forte. Oggi che a Favaro il vuoto incolmabile lasciato da Marco, Maria Grazia e il piccolo Mattia inizia a manifestarsi in tutta la sua drammaticità. La data del funerale, unico per tutte e 3 le vittime dell'investimento, non è stata ancora fissata. Presumibilmente il funerale dovrebbe essere celebrato mercoledì o giovedì nella chiesa di Dese. Noi le abbiamo dato una serie di opzioni, oppure perlomeno capire le varie difficoltà nelle varie chiese, quindi dopo saranno loro che decidono qual è la chiesa più adatta secondo loro, e noi di conseguenza ci adatteremo al servizio per poter migliorare, per essere il migliore possibile il servizio della cerimonia, in modo da renderlo più semplice per loro. I familiari sono intanto rientrati ieri sera da Santo Stefano di Cadore. In queste ore attorno alle famiglie Potente e Antoniello si sta stringendo l'intera comunità di Favaro. Giampiero Trabuio, consigliere delegato alla municipalità, è molto attivo sia in parrocchia che nell'associazionismo locale, ha manifestato la sua vicinanza a Lucio Potente e Luigi Antoniello, i nonni di Mattia. Lucio l'ho sentito telefonicamente, appunto addolorato moltissimo, proprio poche ore. Lucio ha perso la moglie. Poche ore dopo che è successo. Mentre Antoniello, proprio sono andato ieri sera a casa sua per trovarlo, per capire appunto la situazione, e l'ho visto molto molto abbattuto. La vicinanza sicuramente è quella che a loro serve di più, e il fatto di non pensare troppo ovviamente a questo, perché è un dolore enorme. Un'altra tragedia stamane in tarda mattinata sulle Dolomiti, siamo a Fanes, dove è morta un'escursionista veneziana.
Tragedia Cortina. L'allarme è scattato verso le 12:15 per un escursionista che ha perso la vita a seguito dei traumi riportati nella caduta avvenuta lungo il sentiero che porta alle cascate di Fanes. La vittima, una 64enne veneziana, stava camminando insieme a una comitiva quando all'altezza del serpentine ha messo male il piede, cadendo di lato e iniziando a ruzzolare per una 50 di metri tra le rocce fino al corso d'acqua sottostante. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata dall'Elia Ambulanza fino a Fiames. Questa mattina, sempre per la cronaca, verso le 6:15, il soccorso alpino di Feltre è stato allertato dalla centrale del SUEM per un uomo ruzzolato lungo un pendio nel bosco non distante da Malga Sassumà sul Monte Grappa. Il 73enne residente a Querovassa stava osservando animali con un binocolo assieme ad un amico quando è scivolato fermandosi addosso delle piante una trentina di metri più in basso. L'elicottero di Trento Emergenza ha imbarcato 3 soccorritori in piazzola a Feltre per poi dirigersi sul luogo dell'incidente. L'infortunato, che era cosciente ma aveva riportato un probabile politrauma, prestate le prime cure, l'uomo è stato imbarellato e sollevato verso l'alto per contrappeso. Recuperato con un bericello, è stato poi trasportato all'ospedale di Trento. Carcere e formazione, inclusione e opportunità. È giunto al termine con la consegna da parte di Flavio Maressa, consigliere delegato al sociale di Confindustria Belluno Dolomiti, degli attestati di partecipazione, il ciclo formativo rivolto ai detenuti della casa circondariale di Belluno per aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro una volta terminato il periodo della pena detentiva. L'iniziativa del tutto sperimentale nata dalla collaborazione tra Confindustria Belluno Dolomiti e l'Istituto Penitenziario del capoluogo si inserisce all'interno del progetto per il sociale avviato negli ultimi anni dall'Associazione degli Industriali proprio per favorire l'inclusività in azienda a tutti i livelli. Chiudiamo con questa notizia quindi di economia e società, la pagina del Bellunese. Vi do alcuni aggiornamenti di cronaca e ritorniamo nel Trevigiano. Vi mostro questa immagine grazie alla regia. Alle 16 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave a Treviso all'interno di un'azienda di produzione semilavorati per industrie e laboratori di panificazione per l'incendio di un cassone di rifiuti posto all'esterno dell'azienda. I pompieri sono arrivati con un'autopompa e 5 operatori hanno spento le fiamme del container contenente imballaggi per poi provvedere alla bonifica del cassone. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute e non si esclude nessuna ipotesi. Le operazioni di soccorso sono terminate poco fa. E io vi ricordo l'altra notizia che vi ho dato praticamente in apertura, un incidente stradale grave a San Zenone degli Ezzelini. Poco prima delle 19 un'auto si è ribaltata in maniera del tutto autonoma in via San Daniele. Alla guida del mezzo c'era un giovane, questo giovane è stato portato in risoccorso all'ospedale di Treviso in condizioni molto gravi. Non ho ulteriori aggiornamenti per il momento della vicenda, si sta informando anche il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. È tutto anche per questa edizione da Treviso e Belluno, vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Rimonta piuttosto energica dell'anticiclone africano, bel tempo e caldo. Il dettaglio di domenica 9 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, tempo asciutto e stabile con cielo sereno e sgombro da nubi. Isolati temporali saranno possibili sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno su pianura e costa, qualche velatura in montagna. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con annuvolamenti e possibili locali rovesci o temporali, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.